Buonasera, vediamo se tutto scorre come dovrebbe scorrere. Facciamo un rapido check e intanto direi di sì, tutto nella norma. Cominciamo ad aggiungere i vari. Allora, Bracco, sempre presente. Salve a tutti. Poi, Nini, new entry per le dirette. Buonasera, buonasera. E l'ospite della serata, la dottoressa Angela Borzacconi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Buonasera a tutti. Benissimo. Allora, per adesso siamo ancora i fedelissimi perché siamo un pochino meno di una decina, ma direi che fra un attimo poi la chat si animerà, quindi possiamo tranquillamente iniziare a chiacchierare. Allora, la diretta di stasera partiva da quella di 2 o 3 settimane fa, in cui si diceva appunto che sarebbe stato bello parlare con la direttrice. Eccoci qua, abbiamo il Pier Prospect, Katia, Fabio, buonasera a tutti. E tra l'altro tutto è partito da una domanda di Augusto, un nostro amico e collaboratore che di mestiere fa l'armaiolo, che era molto interessato alla questione della necropoli della ferrovia e in particolare poi nello specifico la conversazione in quel momento lì verteva su gli scheletri. Salutiamo anche il genitore 1 di Nini. O è il genitore 2. O il genitore 2, non lo sapremo mai, viviamo nel dubbio. E quindi oggi dicono che siano entrambi i genitori. Sono entrambi i genitori. L'unico nominativo. E quindi oggi abbiamo appunto Angela, che è la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, nonché un'archeologa sul campo di lunga esperienza e presente durante gli scavi della ferrovia, e che gentilmente è qui con noi, nonostante non ami tantissimo chiacchierare così in maniera un po' destrutturata col pubblico. C'ha anche già... No? Mi dici, ti butti? Ma sì. Anzi, grazie, è una bella esperienza. È la prima volta che vado con queste dirette di chiacchierata. E ci ha già fornito un PDF che io adesso poi mostrerò per seguire un pochino così una linea narrativa sugli argomenti legati alla Cividale Longobarda. Quindi io inizierei con condividere anche quello schermo, così poi, visto che tu immagino ti sia fatta un'idea di come il PDF prosegua, poi ovviamente seguiamo anche le domande di chi ci sta ascoltando. Può andare? Come volete voi. Io ho preparato qualche immagine perché così c'era qualcosa da vedere, no? Cioè parliamo di qualcosa con le immagini davanti, però insomma dipende dalle vostre curiosità. Beh, ma visto che immagino che loro ci metteranno un po', è arrivato anche il Matus, il nostro avaro preferito. Ciao Matus. Però insomma possiamo partire così con un attimo, seguendo subito la traccia del tuo PDF e poi vedere man mano le curiosità che saltano fuori. Io qui riconosco le varie necropoli di Cividale e la Cividale storica dentro le mura, giusto? Sì, esatto. E immagino tu volessi dare un colpo d'occhio e una contestualizzazione di cosa voleva dire necropoli a Cividale, perché è un caso abbastanza unico. Sì, io metto sempre questa diapositiva quando parliamo di necropoli per far capire innanzitutto dove sono. Vedete che stanno attorno alle mura di Cividale, infatti sono necropoli extraurbane, e poi mi piace dare tutti questi dati che hanno l'unico scopo di farvi vedere esattamente le quantità e soprattutto vedete tutti quelli in bianco sono gli anni di scavo. E questo ci dà un'idea dell'episodicità della ricerca e del fatto che a Cividale è molto difficile indagare una necropoli per intero. Ecco, guardate quante volte sono stati fatti gli interventi, tutti fra l'altro così estemporanei, a parte rarissimi casi. Perciò abbiamo dei campioni sempre molto, cioè mai completi di necropoli. Anche quell'ingombro che vedete non deve ingannarvi, sono semplicemente delle visualizzazioni di
di gruppi, ecco, però San Giovanni Cella è molto grande perché in effetti il campione è molto grande, però adesso stiamo per esempio cercando di capire dov'è questa necropoli e ci è sembrato di capire che sono 2 e forse anche 3 aree cimiteriali, ma in passato sono state scavate così ed è molto molto difficile capire dalle indagini dell'Ottocento e anche degli inizi del Novecento esattamente le ubicazioni. Tra l'altro, se non sbaglio, Cella, no, nella sua personale storiografia, prima è stata vista come divisa, poi come una, e Sì. adesso no, sembrano più aree, cioè è proprio un'area difficile da indagare. Sì, perché guardate, per esempio, è un modo proprio di ragionare diverso. Stiamo parlando di uomini dell'Ottocento. San Giovanni, vabbè, è fuori dalla porta di San Giovanni, sapete, San Giovanni Xenodocchio, no? E quindi più o meno nell'area della Giudaica, fuori, no? Però Cella, non è detto che sia nell'area di Cividale che noi chiamiamo Cella, ma o forse non solo, ma magari in un'area che era prospiciente la Cella. Mi spiego, perché se noi usciamo, per chi conosce Cividale, da Porta San Giovanni e guardiamo verso nord-est, in lontananza, almeno nell'Ottocento, si vedeva il monastero della Cella e quindi è un'indicazione in direzione Cella. Quindi non è detto che sia nella località nota con il toponimo Cella. Ecco, questo per farvi capire che è veramente molto molto complesso localizzare questi luoghi, a parte gli altri, insomma gli altri sono facili, ma questo è il più difficile. E tra l'altro, appunto, come facevi notare tu nelle PDF, appunto sono stati scavati più volte ed è veramente, sono passate delle ere geologiche a livello Certo. di disciplina archeologica, cioè fra il 1818 e il 2012 sono cambiati proprio i modi di intendere i dati, no? Certo, poi pensate che nell'Ottocento, per esempio, si raccoglieva solamente quello che si comprendeva, quello che era chiaro. E quindi cosa potete immaginare? L'oro, perché l'oro è sempre uguale, no? Quindi le croci d'oro, le cose che si capivano subito, però le concrezioni, per esempio gli speroni, che sono sempre molto concrezionati di incrostazioni e anche altri oggetti di ferro che magari hanno la gemina, però sono raccolti pieni di incrostazioni, quelli sono stati completamente lasciati o buttati. Ecco, Giusto per chi magari ci segue e non ha familiarità col termine, no? La gemina, che a noi della Fara fa venire i peli dritti sulla schiena, ma è una tecnica eccezionale perché vuol dire lavorare il ferro battuto, ferro molto morbido, per nulla acciaioso, e inciderlo a sottosquadro per permettere di martellare al suo interno un metallo prezioso o semiprezioso, che sia argento o bronzo. Quindi abbiamo questi elementi in ferro, però super decorati, meravigliosi, con motivi decorativi che poi so che Angela ha messo nel PowerPoint, e che però magari si perdono completamente, perché appunto se venivano buttati via prima di essere puliti, no? Stavo cercando, che mi ricordo di aver visto nelle tue diapositive gli elementi della ferrovia in Agemina, ecco questo qua. Ecco, vedete questo per esempio, la parte superiore è una radiografia ed è stata fatta al blocco di terra, ma era un blocco di terra che se voi l'avreste visto l'avreste buttato anche voi, quindi ma noi sapevamo che lì dentro c'era qualcosa, poi sapete lo scavo della ferrovia è stato fatto in velocità veramente, cioè in tempi veramente eccezionali, quindi molto abbiamo recuperato e scavato in laboratorio. E quella è appunto una foto, una radiografia fatta così. E poi nella seconda foto vedete invece l'oggetto dopo il restauro. Quindi questo solo per dirvi che molti scavi dell'Ottocento hanno selezionato i materiali, quindi i corredi che noi vediamo sono assolutamente insomma, non sono quelli originali, ecco. Quindi veniva buttata parte del corredo, ma anche le ossa. Le ossa venivano tutte buttate, risepolte, diciamo, buttate non credo, risepolte. Sì, che tra l'altro era uno degli argomenti che interessava ai nostri
follower la live scorsa era proprio quella, no? Tutte le informazioni che l'archeologia di adesso ci sa dire dalle ossa e tutte quelle che abbiamo perso proprio perché venivano scartate. Sì, venivano scartate, oggi invece le teniamo proprio come un bene prezioso, perché io quello che dico sempre è come se quelle ossa fossero una persona che dopo 1500 anni arriva da noi e ci racconta tutto di sé. Quindi per noi oggi sono estremamente preziose come il corredo, anzi integrano le informazioni del corredo. E devo dire che noi oggi facciamo molte analisi, molte ricerche, molti studi, ma ancora non le riseppelliamo, perché dopo di noi ci saranno delle tecniche ancora più affinate e potranno fare degli studi ancora più specialistici, più approfonditi. Quindi insomma ci stiamo riempendo il museo di scheletri, perché ovviamente non possiamo, insomma, dobbiamo campionare tutto e tenere per chi verrà dopo di noi, ecco. Approfitto giusto di rispondere perché anche lui stesso definisce la domanda come off topic, così poi torniamo invece sul topic, a Eracleo che ci chiede se esistano saghe longobarde. La risposta è tristemente no, nel senso che noi abbiamo Paolo Diacono, che è una fonte eccezionale, abbiamo l'Origo e abbiamo dei riferimenti misti in altri resoconti storici, magari di altre popolazioni, ma saghe, l'unica cosa che ci si avvicina è appunto l'istoria, principalmente, però non ha la forma di una saga. Lascia intendere che alcuni degli elementi che la costituiscano possano fare riferimento a strutture precedenti orali, che siano poi state trascritte, alcuni dei miti delle origini, alcuni aspetti che sembra lo stesso Paolo Diacono non afferrare appieno, anche della sua leggenda familiare, sembrano essere tratti più da una tradizione orale, ma a noi non sono arrivate queste tradizioni orali e le trascrizioni dirette. Ci è arrivata principalmente l'istoria Longobardorum, che però appunto ha tantissime informazioni se uno vuole leggerle e intelleggerle. E al riguardo noi consigliamo sempre il Gasparri Dannata, quello dell'83, prima che cambiasse punto di vista. Esatto. E Stefano Maria Cingolani, Le storie dei Longobardi. Entrambi analizzano proprio il materiale, diciamo, mitico dentro l'istoria Longobardorum. Ecco, qui torniamo invece più sul pezzo, nel senso sul topic, senza togliere nulla a Eracleo. Fabio che ci chiede se ci sono degli specialisti che studiano gli scheletri. Lascio rispondere ad Angela perché è lei che poi ci ha a che fare. Sì, ci sono degli specialisti che si occupano di antropologia, ma anche di paleopatologia. Si definiscono antropologi in senso lato, però tra gli antropologi ci sono anche degli specialisti di paleopatologia. Io ricordo che alcuni... Vai. No, l'antropologia per esempio studia degli aspetti più, molte volte quando scaviamo abbiamo gli antropologi sullo scavo che registrano lo scheletro così nel momento del rinvenimento e quindi ci danno le prime indicazioni se è maschio, se è femmina, l'età di morte. Invece i paleopatologi indagano nel post scavo tutte le tracce così le problematiche che quell'individuo ha avuto in vita, quindi le sue patologie, se aveva l'artrite, se aveva un buon accesso alle risorse, cioè se mangiava bene, se mangiava male, se era anemico, se aveva avuto delle fratture, se aveva avuto delle problematiche che hanno ovviamente una conseguenza nelle ossa a cui è sopravvissuto. Infatti io ricordo, e Nini mi darà conferma, che siamo venuti una sera d'estate al museo, c'era un evento specifico proprio con le antropologhe che parlavano sia di San Mauro, che stavano appena rientrando le ossa, se non ricordo male, e di quelle invece in contrapposizione, in paragone, diciamo, quelle scavate a San Pietro, cosa che noi usiamo spessissimo per la didattica, no? Le due differenze ossee, appunto per chi non è della zona, San Pietro Cividale saranno 5 chilometri, Sì. Eppure le ossa erano completamente differenti, soprattutto nella parte dei denti, della masticazione. Sì, perché a San Pietro erano degli individui di un
di una comunità locale, quindi non erano longobardi, quindi una differenza culturale che ha un riflesso anche sulle abitudini alimentari. Quindi i longobardi in genere, adesso andiamo per grandi schemi, però in genere possiamo dire che i longobardi hanno una dieta più ricca di carne. Sto semplificando molto, dovete scusarmi, ma diciamo il senso è un po' questo. Invece le popolazioni locali hanno una dieta più ricca di vegetali, di verdure, di farine, di cereali, e quindi anche nella masticazione, usando queste farine con diciamo poco raffinate, avevano i denti molto molto consumati, cosa che hanno anche i longobardi, un po' tutte le popolazioni antiche, proprio perché masticavano queste farine molto impure con dentro tracce anche dei pezzettini di roccia, per dire, ma che derivava proprio da queste dalla macina stessa. Dalla macina, ecco. Però molto meno, ecco, molto meno. E quello l'avevo trovato super interessante, infatti noi lo usiamo spessissimo e approfitto, visto che tanto adesso sono un 20 minuti che siamo online, per ricordare chi è della zona che domenica ci trovate al Museo di Angela, al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, dalle 2 del pomeriggio, in abito storico, proprio a fare didattiche in mezzo ai morticini, che in realtà nel museo non sono esposti, ma i loro corredi sì. E quindi se avete voglia date un colpo di telefono al museo, perché aspettiamo dei gruppi un po' numerosi, quindi sarebbe magari meglio sapere prima quanti siamo e a che ora siamo, ma ci trovate lì almeno in 3 turni, cioè alle 2, alle 3:30, alle 5, proprio per così raccontare i Longobardi anche attraverso la ricostruzione. Io ho approfittato intanto della domanda di Fabio per tornare con la diapositiva alla seconda, in ordine, nell'ordine che tu ci hai proposto, che se non sbaglio ci mostra dei dati relativi invece più specifici, nel senso più alle tombe più che agli anni, mentre la prima scan era più relativa agli anni di indagine, no? Sì, al campione, ecco, perché il campione della ferrovia inizia a essere un campione interessante perché sono 79 individui, quindi non sono tantissimi, perché poi in 79 individui dovete pensare che ce ne sono alcuni che sono rappresentati molto poco, perché magari hanno uno stato di conservazione non del tutto buono, poi ci sono i bambini che insomma non danno molte informazioni dal punto di vista antropologico. Però nonostante questo un campione di 79 sepolture, sì, 79 sepolture con 81 individui, perché alcune tombe erano doppie, e altre sì, erano vuote. Comunque sono 79 individui, di cui 50 credo di ricordare adulti, è un campione sul quale si può cominciare a fare dei ragionamenti. Mentre invece, come vi ho detto, Cella San Giovanni non c'è più uno scheletro, abbiamo circa dei numeri che sono qualche centinaio di sepolture, che si sono numeri espressi più o meno secondo i corredi. San Mauro è un campione molto ridotto, sono solamente una ventina, però è un campione molto interessante, purtroppo piccolo. Santo Stefano sono, se non sbaglio, scavati a più riprese, se non sbaglio sono tra i 20 e 30. Adesso poi se vuoi tornare in quella precedente, così. Sì, solamente per dirvi, ecco, dov'era Santo Stefano, sì, ecco, sono 49, però alcuni sono ridotti veramente male. E Gallo sono 28, cioè quindi vedete i campioni sono abbastanza risicati in alcuni casi. È peccato perché, ad esempio, la necropoli di Gallo e di San Mauro sono molto interessanti perché qui abbiamo la generazione immigrata. Cioè gli individui presenti a Cividale tra il 570 e il 590, insomma al momento dell'arrivo, ecco, per intenderci. Anche nella ferrovia abbiamo quelli di prima generazione, ma non così precoci, leggermente dopo.
Sì, che è super interessante, anche perché poi chi ci ascolta da fuori, no, magari giustamente non ha la percezione di quanto straordinaria sia Cividale da questo punto di vista, ma se pensiamo solo all'ultimo video, perché io penso che chi ci segue siano gli iscritti al canale principalmente, no? E quindi di conseguenza l'ultimo video che bontà loro si sono beccati è quello su San Salvatore di Maiano, Sì. che no, viene citata come una necropoli potenzialmente importante, ma di cui sono stati persi tantissimi corredi, però si parlava di un'ottantina di sepolture per una necropoli lontana da una capitale ducale. E poi adesso mi aiuterai tu, ma insomma anche Romans, che viene spesso citata per il suo numero, superiamo il centinaio, ma è una singola necropoli, però invece Cividale avrebbe la potenzialità e ha la potenzialità di un unicum, no? A livello di numeri di morticini. Sì, per esempio a Romans sono circa 300 sepolture, quindi un bel campione. A Cividale in tutto ne sono state scavate più di 500, però diciamo suddivise tra le varie necropoli. Quindi voi pensate che questa è veramente la punta di un iceberg. Credo che insomma ci sia invece qualche migliaio di sepolture, ecco, in origine. E poi c'è il problema, e però valore aggiunto, salve ad Augusto che è arrivato, dicevo c'è il valore aggiunto e contemporaneamente il problema che a Cividale queste tombe vengono indagate almeno dal 1817, no? Sì. Mentre invece necropoli più fortunate come quella di Romans sono state scavate alla fine del XX secolo e quindi ovviamente sì, certo. statisticamente forniscono più dati, ma a livello di singole sepolture Cividale rimane veramente un unicum. un'eccezione. Sì, proprio intanto, cioè per vari motivi. Intanto abbiamo questa evoluzione, anche la presenza di più generazioni che è possibile seguire. Poi c'è una differenza tra le necropoli urbane e le necropoli rurali. Romans, San Salvatore di Maiano, ma anche tantissime altre necropoli sono comunque molto interessanti, però la differenza anche nei reperti, anche nella gerarchia sociale che si può ricostruire, è comunque diversa. Le sepolture urbane, quindi le necropoli urbane, appartengono alla classe dirigente e quindi hanno espressioni di cultura materiale e, ripeto, anche di gerarchia sociale completamente diverse, ecco, un altro livello. Sì, quindi appunto anche lo scorcio sociale. Nella capitale ovviamente, quindi è la classe dirigente, certo. No, questa immagine l'avevo messa solamente per dirvi che le potenzialità della necropoli di Cella San Giovanni sono queste sono 2 fibula staffa, sono bellissime, così per usare un aggettivo molto banale, però non me ne viene un altro, ogni volta che le vedo dico: "Dio quanto siete meravigliose". Però cosa ci dicono? Ci dicono poco, perché tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio, la necropoli di Cella San Giovanni ha un'esposizione per tipologie, perché altre cose non è stato possibile fare in quanto è stato raccolto, come vi ho detto, quello che si vedeva. Questi si vedevano perché sono in argento dorato, sono in materiali preziosi che non si sono ossidati e sono state raccolte. Però pensate, se scavassimo oggi quella necropoli, quanti dati potremmo recuperare? Per esempio, guardate la fibula con lo sfondo rosso, ecco, quella lì è una fibula molto particolare, è proprio, ci dice che il gruppo dei Longobardi, anche quando arriva a Cividale, è un gruppo che non è un monolite, è un gruppo che al suo interno ha insomma è composito, infatti questa fibula influssi Alamanni, Franchi, cioè è diversa dalle fibule tipicamente longobarde, così che siamo abituati a vedere come quella alla nostra sinistra. Quindi sarebbe stato interessante vedere che oggetti aveva questa signora, è una fibula femminile, che oggetti aveva questa signora assieme a quella fibula e soprattutto poi quanti anni aveva, che cosa aveva con sé, com'era la sua tomba. Ecco, quindi tutto questo, ecco, solo per dirvi, oggi noi ammiriamo la bellezza di questi oggetti e non possiamo dire altro, ecco.
E infatti, per chi non ha familiarità con l'esposizione del museo, c'è una bellissima sala dedicata a Cella San Giovanni e dove si percepisce questo sapore un pochino da Wunderkammer ottocentesca, perché essendo state scavate in quel modo, poi si può solo esporle per tipologia. E quindi abbiamo infinite bellissime fibule a staffa, infinite fibule a S, fibbie di cintura, che fanno capire appunto una necropoli ricchissima di cui però non sappiamo niente a livello appunto di morti. E torno un attimo alla chat, perché nel contempo sono comparsi due dei nostri più accaniti commentatori. Una è Diane, che come ti dicevo Angela è una giovane studiosa che sta lavorando proprio sul tema longobardo in Tuscia, e che quindi ci fa questa domanda, cioè sul fatto se nelle necropoli rurali, lei era molto interessata appunto all'ultimo video su San Salvatore ad esempio, se ci siano delle affinità con l'area avara di qualche tipo. Io devo ammettere che non saprei rispondere. No, per ora non abbiamo riscontrato queste affinità, no. Mi spiace Diane, speriamo che saltino fuori. No, allora, c'è innanzitutto da dire che nelle necropoli rurali si sa pochissimo. La necropoli che è comparsa nel video di San Salvatore è veramente molto interessante, però abbiamo un campione molto ridotto, e così molte altre necropoli. Il Friuli Collinare, per esempio, San Salvatore di Maiano, Magnano, Longeriaco, tutti quei luoghi non ci hanno restituito granché, quindi insomma io dico no, però perché forse è un problema di ricerca, ecco, di dati assenti. Sì, Poi perché gli individui della prima generazione li ritroviamo di più a Cividale, ecco, che nel territorio, perché l'organizzazione del territorio è successiva, di poco, ma insomma successiva. Perché se non sbaglio, poi Diane mi confermerà magari nei commenti, lei trovava delle corrispondenze in alcune tendenze tipiche dell'area, diciamo generale del nord-est, no? Dell'ingresso, con quella di confine della Tuscia, e quindi probabilmente voleva vedere di un paragone sulle aree di confine, no? Al di là del percorso migratorio che ovviamente vede prima il nord-est e più tardi il centro, però poi mi dirà lei se è d'accordo. Poi abbiamo Simone che invece ci chiede questa cosa qui, cioè se la tendenza che vede la progressiva romanizzazione del costume femminile, ma il perdurare delle armi nelle tombe maschili, sia valida per tutta l'Italia longobarda. Ma diciamo che non è che ci sia una romanizzazione del costume femminile e il perdurare delle armi. Diciamo che le modifiche, l'evoluzione va di pari passo. Più che romanizzazione, io direi che il costume femminile cambia, e cambia con le mode, per esempio 2 fibula S e 2 fibula staffa con il tempo cambiano. E c'è una sola fibula a S, magari più grande, oppure c'è una spilla che sostituisce le 2 fibula S, però non so, non parlerei tanto di romanizzazione quanto di evoluzione della moda all'interno del costume femminile longobardo. Diciamo che capisco il punto di vista di Simone e provo a farmi da Cicerone, e normalmente in alcuni testi, in effetti, questo passaggio che tu hai espresso così bene, no? Viene detto sì, ci sono 2 S, poi si passa a una, e poi il passaggio è alla fibulona centrale a disco, che è più di sapore pre-longobardo. Ecco, no? Sì, di bizantino, però più che romanizzazione è proprio un'evoluzione, è quell'evoluzione che poi va a perdere i connotati germanici sia dei costumi femminili che maschili, e quelli maschili li perdono semplicemente perché a un certo punto le armi spariscono, e quindi tra la fine del VII e l'VIII secolo non abbiamo più modo di distinguere così agevolmente i longobardi, sia che siano maschi sia che siano femmine. Ecco, non so se ho risposto, Simone. Credo di sì, nel senso che è chiaramente un tema molto complesso, quindi non può esserci una risposta facile. Ma... Poi certo, romanizzazione intesa come
un lasciare i propri costumi culturali e le proprie tradizioni e un amalgamarsi al tessuto romanzo, direi, si dice romanzo esistente, ecco, fino a che poi si scompare questa identità. Scavalco un attimo Eraclio, che poi ci torniamo, ma solo perché ci ha risposto intanto Diane, che in effetti confermava il fatto che nella sua analisi corredi di Ischia di Castro, Viterbo, hanno delle assonanze con l'area friulana. Ma hanno messo in luce, leggo, anche elementi collegati all'area centroasiatica. E non so, mi piacerebbe, non conosco i corredi di Ischia. Aggiungo anche il messaggio dopo, così puoi leggerlo. Molto interessante, usando la cronologia che, se non erro, coinvolge l'area friulana negli eventi avari. Sì, beh, è interessante che ci sia un perdurare di questi elementi, perché scusa Diane, ma la necropoli di Ischia è un po' più tarda, no? Cioè non è proprio delle prime generazioni, o sì? Attendiamo, guarda, approfitto intanto che lei ci risponde, ti mostro Eraclio, che probabilmente prima abbiamo definito gruppo composito parlando delle varie necropoli, e ci diceva se vale anche a livello etnico. Io lascio rispondere a te, ma abbiamo già parlato dell'argomento etnico a lungo anche in alcuni video, e soprattutto sugli ultimi studi del DNA, che mostrano come in effetti ci fosse una certa tendenza alla conservatività nel mondo longobardo. Ecco, poi lascio spiegare a te che il museo insieme all'Università di Milano sono quelli alle spalle della collana di archeologia barbarica, quindi sicuramente lo sai dire meglio di me. Sì, allora, come ha introdotto Fuz, il tema è molto spinoso, quindi insomma adesso se ci addentriamo non finiamo più, però sì, per gruppo composito si intende composito a livello etnico e culturale. Quindi volevo dire prima che i Longobardi non sono un monolite, ma hanno degli influssi culturali molto articolati all'interno del loro gruppo germanico. Ecco. Poi sì, io parlerei di etnico/culturale. Sì, perché insomma il passaggio è piuttosto, cioè appunto, mentre l'identità del gruppo familiare sembra essere piuttosto conservativa, poi il concetto di identità applicata a loro, forse le nostre identità sono un pochino troppo rigide, ecco. Sì. Ecco, poi Diane ci risponde fine del VI, seconda metà del VII. Infatti non ci sono le prime generazioni, le primissime, dico, quindi se ci sono degli influssi così avari, la cultura centroasiatica, come hai detto, credo che sia molto interessante. Adesso recupero il commento di Simone, ma non ho mancato di leggere il tuo, Fabio, solo che essendo discorsi intrecciati, prima di aggiungere un terzo, finiamo i primi due. E Simone, tornando al discorso della romanizzazione, intendeva la sostituzione di prodotti di cultura germanica con quelli di tradizione romano-bizantina. Sì, questo diciamo, sì. Sì, avviene, però forse sì, è meno visibile, nel senso che progressivamente, man mano che c'è questa sostituzione, almeno poi correggimi se sbaglio, si va verso anche l'abbandono del costume del corredo funerario, quindi diventa impossibile leggerlo dopo. Esatto, infatti noi abbiamo un buco molto, molto strano, diciamo, che va dal così, ottavo, nono, decimo, non sappiamo niente di quei secoli, soprattutto ottavo, nono, perché è impossibile, e anche decimo per certi aspetti, perché è impossibile distinguere le sepolture di quelle cronologie, perché non hanno niente. Non hanno assolutamente nulla. Quindi più si va avanti, più l'identità viene persa, non viene portata nelle sepolture espressa dalla cultura materiale. Però volevo dire una cosa, Diane, quella cosa della Selvicciola, mi pare che sia comunque uno scavo vecchio. Adesso io non so molto. Sì, ok, fine del VI, però uno scavo... Sì, sono io che ripubblico il commento, Ok, giusto è per uno contestualizzare.
fatto non in anni recenti, no? Mi sembra. Io non Ma è che so molto di quello scavo lì, ma aspettiamo che ci risponda. Intanto appunto andiamo a ripescare il buon Fabio che abbiamo lasciato indietro perché appunto era un argomento sia estraneo al PDF di Angela che alle domande. Lui fa una domanda da $1 milione, come si diceva una volta. E comunque Diane conferma che è uno scavo degli anni 70. Ed era l'affinità tra i cuori di Beneventani e quelli del nord, che appunto è una domanda da $1 milione. Sì, sì. Ma allora, affinità, in un quadro generale, sì, perché si tratta di una cultura materiale che è, diciamo, nel quadro di una stessa cultura materiale, però ci sono delle diversità notevoli. Ecco, si vede che c'è una Longobardia Maior e Minor, si vede che le varie fare, i vari gruppi hanno mantenuto delle identità diverse al nord e quelli invece del sud si sono fusi con delle popolazioni locali che avevano delle caratteristiche diverse che hanno assorbito rispetto a quelli del nord. Ma questo insomma è abbastanza normale, ecco. Beh, ma anche perché appunto una cosa che si tende a dimenticare è che i Longobardi non erano numerosi e quindi nel loro progressivo percorso verso sud, in particolare quando superano la Maior, si diluiscono numericamente, Sì, dico. Proprio. Sì, sì, moltissimo. E quindi diciamo è un'identità che si sfuma in tempi insomma, in tempi diversi. Aggiungo perché intanto ha commentato, sempre Diane, tra i vari correnti è stata rinvenuta una staffa geminata analoga alla topologia cinese della dinastia Han Tang. Io non mi spingo in questo frangente perché non è il mio campo, ammetto della mia ignoranza, ma se vai a cercare nei video del canale YouTube di Anno Domini 568, che è il nostro evento, quello che la Fara e il museo organizza e riorganizzerà, siamo rimasti in pausa post-Covid, la primissima edizione 2013, c'è un intervento proprio legato alla, diciamo, continuità fra il mondo asiatico e quello longobardo. L'intervento del dottor De Renzi, che era focalizzato proprio su quello. Non so se l'hai già incrociato, Diane, perché in effetti noi pubblicizziamo poco quel canale, ma ci sono il 90% degli interventi di 8. Quante edizioni abbiamo fatto effettive? Mini tracco, 9, aiutatemi. dobbiamo arrivare alla 10ª. Sì, no, lo so, però con i buchi, cioè nel senso, l'ultima edizione era la 2019. Credo l'8ª. L'8ª. Sì. Ecco, nella primissima c'è questo intervento che probabilmente potrebbe essere interessante. Poi noi con De Renzi ci siamo sentiti poco negli anni successivi, ma era molto disponibile, quindi in caso se tu volessi provare a contattarlo, credo che non ci sarebbero problemi. Credo Sì, che sia molto molto interessante. molto lavoro sulle staffe anche da parte di La Salvia. Sì, però la Salvia fa riferimento principalmente alle staffe avare, mentre De Renzi era quello che tentava il volo verso la Sì, Cina proprio. tra Tumuli e Kurgan, c'era qualcosa del genere. Tumuli e Kurgan, esatto, sì. È vero, non me lo ricordavo, è vero, sì. Sì, infatti anche Diane dice, no? Prima dice, è molto probabile che i popoli delle steppe abbiano fatto da intermediari e che i Longobardi abbiano recepito questi influssi rielaborando. Sì, è possibile. Sì, questo è molto interessante. Che poi è la Controllo... stessa logica Vai. delle molamellare. Ah, sì, mio amato Elmo Lamellare, che chiaramente non ha nulla di germanico, sì. Vedo se mi sono perso qualche commento. Abbiamo un Simone sugli umboni. Vicende, ti chiedo perché io sono il signore dei taiponi, degli errori di battitura. Vicende sarebbe Vicenne? N? Credo di sì, no? Campochiaro? Vicenne Campochiaro. Sì, Credo.
Beh, penso di sì, sicuramente, sì. Sì, Dio, il sito di Vicenne Campochiaro è, diciamo, un sito a parte perché appunto non sono proprio longobardi quelli sepolti lì, però sicuramente hanno dei contatti con le popolazioni germaniche che noi chiamiamo appunto longobardi, quindi è possibile, cioè non è una domanda, sì, Vicenne, sì. Vicenne Campochiaro, sì, Molise. Mhm. Sì, sì, tra l'altro è un sito che interessa moltissimo a Matus, il nostro avaro, per ovvie ragioni, Sì, proprio perché perché le è, sepolture di cavalli, sì, 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 è una tipologia completamente differente. sì. Vediamo. Allora, scusate se ritorno sul vecchio argomento, ho letto da qualche parte che i Longobardi hanno assorbito alcuni ostrogoti. Allora, difficile da definire. Sì. È un argomento più storiografico che archeologico, nel senso che dal punto di vista Archeologico non abbiamo dei dati su questo, sarebbe bello averli, molto bello. Però non lo sappiamo. Anche la presenza gota, per esempio, è così difficile da definire, cioè abbiamo creduto di individuarla in alcuni luoghi, però non è semplice, quindi non saprei rispondere, ecco, dal punto di vista archeologico. sì, io tantomeno dal punto di vista ricostruttivo, insomma, di noi poveri peoni divulgatori, ma se prendiamo in considerazione appunto che i Goti erano fra i più romanizzati delle popolazioni germaniche Sì. e i Longobardi invece dal punto di vista dei corredi funerari erano molto germanici, è Sì, chiaro che anche se avessimo dei Goti che a un certo punto fanno il salto e passano coi Longobardi, e non li scopriremmo mai, nel senso no, che se infatti. avessero continuato a farsi seppellire col costume romanizzato, noi li vedremmo come romani. Se li Esatto, vedessimo, se avessero acquisito il costume longobardo, noi li vedremo come longobardi. Per avere un dato antropologico, genetico, dovremmo avere uno studio in questo momento impossibile su tutte le sepolture, su tutte le singole campioni ossei e fare quello che si può fare adesso sulle origini, esatto. appunto. Però è una cosa che in questo momento sia a livello materiale, economico, ma anche semplicemente proprio di logica, no? Nel senso ci sono tante cose su cui indagare, è molto difficile che si possa investire in quella direzione lì. Sì, l'archeologia genetica sta facendo delle ricerche, però vanno su campioni che sono insomma circoscritti e non può essere diciamo ad ampio spettro, perché va su campioni ben determinati per cercare appunto così una coincidenza, ecco, tra il piano, come dire, biologico e il piano culturale, anche se molto non sempre è facile. Difficile, sì, 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 sì. Provo a tornare sulla tua slide, così intanto se adesso le domande un attimo sono ferme, vado avanti, tu mi dici quando fermarmi, perché vedo che ci sono un sacco di campioni interessanti di tipici elementi, no? Testa di cinghiale? Sì, o di cavallo, o di cinghiale. Sì, questo l'avevo messo per il discorso di prima, appunto, begli oggetti che restano semplicemente dei begli oggetti e non degli indicatori in tutto il loro potenziale. Sì, Semplicemente doppia S. E sì, qui invece il trenino, la littorina, come dicono a Cividale, ci fa sì, sapere che è la ferrovia. lo scavo della ferrovia che ormai appunto a me sembra ieri, invece sono tanti e tanti anni fa ormai, 11? però sì, era il 2012 e appunto non avrei voluto arrivare così tanti anni dopo senza pubblicarlo, però è successo, cioè dovete sapere che le pubblicazioni degli scavi non sono semplici. Primo perché abbiamo dovuto restaurare tutto. Poi abbiamo sistemato tutti i materiali, poi abbiamo cominciato lo studio, però poi siamo stati presi da altre cose, cioè quindi tutti lavoriamo in un sistema che insegue soprattutto le emergenze. Ecco, ma adesso nel prossimo allestimento che interesserà il piano secondo, che non abbiamo ancora iniziato, adesso stiamo riallestendo il piano terra, però nel prossimo allestimento voglio inserire anche la ferrovia
e voglio inserirla proprio parlando di tutte le nuove frontiere dell'archeologia, della scienza applicata all'archeologia, delle nuove tecniche di indagine. Quindi sicuramente ci sarà uno spazio per questa necropoli. Sì, tra l'altro appunto la ferrovia, dal punto di vista della Fara, che insomma ha ormai solo 13-14 anni di vita, è la necropoli che noi abbiamo sentito scavare mentre iniziavamo, no? Quindi, oltre ai progetti tipo la mia tomba, che non finiremo mai, ma che ci vedono impegnati in prima linea, è proprio la necropoli degli anni in cui noi siamo stati attivi. Quindi è molto interessante per vedere quanto è diversa dalle necropoli che abbiamo studiato sui libri che magari erano vecchi già all'epoca di 20 anni o di 30 o appunto addirittura del secolo precedente, no? E qui siete voi appunto che... Sì, volevo farvi vedere che appunto il recupero è sempre stato, cioè in tutte le tombe, molto, molto difficile, perché le condizioni di scavo, a parte la fretta incredibile, per cui quando mi parlano di archeologi col pennellino io dico, ma non so, io non l'ho mai vissuta questa situazione. Noi abbiamo sempre fatto degli scavi molto, molto di fretta. Cioè la bravura di un archeologo è saper essere veloce, ma registrando tutto, senza tralasciare niente, però con la velocità e la consapevolezza di non dover creare troppi disagi, questo per poter poi scavare di più, ecco. Questa è una foto dall'alto, per farvi vedere che, insomma, vedete quello in mezzo era proprio un disturbo, cioè passava una tubatura, forse l'acquedotto, quindi era sicuramente una striscia in fondo, era una striscia molto, cioè dalla zona del Gallo, insomma, lungo la statale fino allo slargo lì presso la stazione. Quindi tantissime torno giusto a far vedere, per far capire. Questa è la zona del Gallo della prima slide di Angela e questa è la ferrovia. Per capire anche se c'era un legame tra queste due necropoli, perché una volta si pensava che ci fosse un'unica grande necropoli, invece adesso sappiamo che ci sono dei gruppi ben definiti attorno alla città. E infatti c'è uno stacco, quindi a un certo punto finisce una e inizia un'altra, e la necropoli della ferrovia è appunto, come ripeto, abbiamo scavato solo una striscia, quindi molte rimangono sotto l'asfalto, sotto la stazione e in quella zona, però abbiamo almeno individuato due limiti. Qui vedete che hanno dei contorni di pietre, quindi sono semplici fosse scavate nella terra. Poi quello che c'era al di sopra non lo sappiamo, quindi se ci fosse sopra un cumulo di pietre o qualche altra diciamo caratteristica, ecco, non lo sappiamo, perché non abbiamo mai trovato il piano di calpestio. Cioè, cosa significa? Il piano dal quale partono originariamente per fare la tomba. Ecco, questa è la cosa che, diciamo, non si trova mai, perché poi nel tempo ci sono state delle rasature, quindi vedete come sono basse anche rispetto al piano dove stavamo camminando. Sì, ecco, magari diamo una contestualizzazione per chi non è della zona. La necropoli della ferrovia è chiamata così perché è a ridosso della ferrovia, ovviamente. Ma era stata già indagata nel XX secolo, quando la ferrovia era quanto? 50 metri più indietro rispetto a questa area che vediamo indagata. Sì. E poi all'inizio del secolo la ferrovia poi proseguiva, andava fino a Caporetto, poi con la prima guerra mondiale è stata abbandonata, e all'inizio del XXI secolo, che detto così suona terribilmente Kenshiro, la ferrovia, la stazione di Cividale è stata spostata. La vecchia stazione è diventata un piccolo museo relativo ai fatti degli Alpini e della Grande Guerra, e la nuova stazione è stata spostata leggermente più avanti. Facendo queste nuove infrastrutture hanno sbancato tutta un'area che era stata lasciata più o meno intonsa, appunto, tolto il corridoio dei tubi dell'acqua, e quindi la nostra Angela, insieme ai suoi collaboratori, durante gli stessi lavori, per non doverli fermare, perché io ricordo una conferenza di Fabio Pagano che diceva che scavavate nel febbraio cividalese, che non è esattamente il clima migliore del mondo,
avete dovuto indagare queste tombe durante l'inverno per non rallentare ulteriormente i lavori, e quindi fra un'utenza e l'altra, fra un tubo dell'Enel e un tubo dell'acquedotto, mentre i lavori proseguivano per la nuova stazione. Sì, sì, sì. Sì, qui Angela, vedete. scusa che ti chiedo, ma tutte quante le tombe sono orientate uguali? Perché da questa foto dall'alto sembra vedere un pattern. Però tu che eri lì, cioè sono tutte quante orientate nella stessa direzione o... Sì, sono tutte est-ovest, però hanno delle inclinazioni un po' diverse. Quindi, diciamo, grosso modo, est-ovest con la testa a ovest che guarda a est. Però, diciamo, hanno l'asse è un po' diverso perché poi ci sarà anche una pianta in cui si vede, perché alcuni volevano stare vicino agli altri, quindi c'erano dei gruppi che si sono distinti. Ecco, quindi è proprio, cioè sembra che ogni gruppo avesse un'area e quindi questo potrebbe spiegare anche il fatto di voler stare vicino, di essere affiancati e quindi le varie differenze di inclinazione. Ok. Alcuni le spiegano addirittura con il cambiamento della stagione, no? Cioè dipende dove sorge il sole, però io credo che ci sia proprio un discorso di gruppo familiare che sta vicino. Infatti questo si vede bene nella pianta poi. Che immagino Grazie. ci avrai messo dopo, adesso vado a recuperare. Sì, qui ovviamente vedete la parte Eccola. più ampia. Ecco, vedete la parte più ampia, poi potete capire che appunto, vedete, le estremità sono solamente delle strisce, quindi anche noi possiamo fare dei ragionamenti comunque un po' limitati. Però da quello Questa è la nuova stazione, no? Questo corpo grigio. E sì. io ricordo che quando facevo ancora l'educatore a Cividale e passavo sopra la rotonda, dicevo guardate che la mia tomba è qui sotto, quindi qui adesso c'è la rotonda, giusto più o meno? Ok. Sì. E poi a destra c'è la stazione vecchia. Sì. Sì, qui abbiamo fatto una prima distinzione tra uomini, donne, bambini e adulti che non si capisce bene se sono maschi o se sono femmine, perché magari lo scheletro è poco rappresentato. Così. Guarda, a proposito dei bambini, c'era giusto di anche chiedeva, non conosco il contesto cividalese, inumazioni infantili. Sì, ci sono inumazioni infantili, però che gli individui più piccoli hanno 1 anno, si attestano circa sull'anno. Più piccoli non ce ne sono. E questo ci ha fatto pensare che fossero sepolti in un'altra zona della necropoli, oppure chissà, magari erano molto superficiali e quindi nel tempo sono stati insomma asportati, sono stati così rimossi per Dispersi. le rasature, sì. Perché per esempio a Cividale, nel centro, abbiamo trovato spesso delle tombe di bambini molto piccoli o individui fetali molto alte. Quindi stavano magari a ridosso della tomba di un adulto sul bordo, ma erano molto alti, quindi erano come degli animaletti, diciamo, messi vicino alla tomba di un adulto. Ma veramente sul bordo, ma ad un livello molto più alto, quindi è possibile che siano stati rasati. Sto parlando di quelli molto piccoli. Sì, c'è anche il fatto che rispetto alla nostra sensibilità moderna, la morte di un infante all'epoca doveva essere un fatto talmente frequente che forse cambiava la percezione, almeno in parte. Credo di sì, però Sì, non insomma possiamo saperlo. sì, è strano perché non c'è nessuna necropoli che abbia restituito degli individui subadulti, quindi infantili, molto piccoli, nessuna. Questa è quella che ha dato bambini più piccoli. Ok, allora adesso torno alle slide, visto che ho visto che la chat in questo momento è nella fase dei saluti. Questa è sempre la vista dall'alto, giusto? Sì, qui ci sono i vari gruppi che vi dicevo. Gruppi familiari che Sì, dicevi. gruppi familiari, perché quello che ci è sembrato di capire è che non c'è una crescita di questa necropoli, quindi noi non ci troviamo al centro e la vediamo crescere, oppure magari nella parte finale
cioè è come se ogni gruppo avesse avuto già dall'inizio un suo spazio e lì fosse stato destinato proprio a quella famiglia. Ma perché diciamo questo? Perché all'interno di ognuno di quei gruppi che abbiamo individuato perché hanno delle similitudini anche dal punto di vista antropologico, adesso la dico in modo molto semplificato, hanno delle similitudini antropologiche e sembrano proprio parenti, anche perché vedete, specialmente negli ultimi 3 gruppi, come ci siano delle sepolture che vogliono proprio stare attaccate alle altre. Quando magari c'era lo spazio vicino, invece vogliono proprio stare così. Oppure abbiamo delle riduzioni, cioè che dentro una tomba ce ne sono altre, perché sono parenti. E quindi dicevo, dentro ci sono individui di più generazioni. E quindi sono quelli di prima generazione, di seconda e di terza. È per questo che si pensa che ci sia proprio uno spazio dedicato a ogni gruppo familiare. Che poi rientra in quella teoria che, se non sbaglio, è la giostra, che espone sul fatto che anche le necropoli in generale partano da un nucleo fondativo familiare, no? Sì. Quindi... Sì, che in questo caso non abbiamo trovato. Non abbiamo trovato, sì. Sì. E adesso sto aspettando perché Diane ha scritto voglio chiedere delle robe ma non voglio monopolizzare, e Magali ci ha scritto dall'altra parte, non riesco a fare domande su Facebook, aspettiamo le loro domande. Eccola qua, vediamo cosa dice Magali. Cioè, no, è un'affermazione. La quasi totale mancanza, un filo rosso che ho trovato. È bello, molto interessante, chissà dove venivano messi questi bambini. Che poi quello che ho detto prima, ho detto che in centro città vediamo queste sepolture con questi bambini sui bordi delle tombe, però in quel caso lì sono individui di cultura romanza, diciamo, quindi sono locali, non sto parlando di Longobardi, quindi è una cosa diversa. Primo perché sono dentro la città, secondo perché hanno una cultura diversa. Sì, quindi non rientrano nella casistica di quello però, che noi stiamo analizzando, ecco. Sì, per dire, potevano essere a un livello più alto, oppure chissà, potevano essere veramente sistemati in qualche altro luogo. Intanto provo a tornare alle slide e qui abbiamo... questa è la 40, Questa sarebbe è la la mia tua. tomba. Questa è la tua tomba, Ti la riconosco, sì. 40, che, Sì. che inizialmente non prometteva tanto, perché come vedete, allora vedete quel Questo è vicino, l'umbone? ecco, quello è l'umbone, proprio massacrato. E poi sotto compare lui, però insomma sembrava veramente messo male. In più vedete che il limite di scavo era lì, era finito, quindi è stato fatto un ampliamento proprio per cercare questa sepoltura, perché non so perché, cioè avevo questa illuminazione che fosse una sepoltura interessante. Questo Quindi qui è l'asfalto, questa sì, linea quindi nera. non potevamo andare più in là a scavare tutte le altre tombe tagliando ancora fette di asfalto, però ho detto almeno questa per favore, non so, sentivo qualcosa che mi spingeva ad ampliare. E quindi ampliando abbiamo trovato tubi su tubi, però... Così, paragonando le due foto, quindi l'umbone era qui? Sì. No, era dall'altra parte. Cioè nell'altra direzione, Sì, ok. sì. Sì. C'era questa, no? E qui appunto sì, si vede quanto insomma era molto difficile scavare, poi con tutta quella ghiaia che veniva addosso, anche perché la cosa più difficile era individuare esattamente il riempimento della tomba. Poi voi sapete, o non so se sapete, che quando gli archeologi fanno lo scavo delle sepolture, eseguono uno scavo all'interno di una sepoltura, devono scavare esattamente il riempimento, quindi lo devono circoscrivere. Quello, Augusto, l'umbone tuo, sì, quello. Quindi lo devono esattamente circoscrivere, riconoscere e scavare solo quello, perché se si scava qualcosa che non fa parte del riempimento è possibile anche avere un dato inquinato, nel senso che quello che non è riempimento, ma che è il terreno attorno è quello che c'era prima del riempimento.
e quindi insomma si può inquinare il dato. Qui la difficoltà era di riconoscerlo e di scavarlo perché vedete la friabilità anche delle ghiaie, oltre a tutti gli orpelli infrastrutturali che c'erano. Però la tomba era molto interessante, qui vedete tutti questi bigliettini li mettevamo per fare le foto perché ognuno era un oggetto, più o meno, poi scavando lo scheletro ne venivano fuori molti altri. E infatti, ecco, questa è la radiografia con l'immagine. E questo è il motivo per cui la mia tomba non è mai stata finita nella ricostruzione, perché di questi ce ne sono 23 di pezzi sì. aggeminati. Sì, sì. Eccoli qua. Eccoli. Una cintura. Sì. C'è da dare solo per chi magari ci segue e non ha familiarità, tutti questi pezzi sono di un'unica cintura. Sì. Ognuna di queste lineette, ma anche delle parti che sembrano campiture piene, sono appunto sul ferro battuto, incisa sotto squadro e martellato sopra, principalmente argento, sulle linee laterali anche bronzo. Quindi immaginatevi il lavoro per una cosa del genere. Sì. Mi pare che nella diapositiva, ecco, questo è il corredo, quindi vedete quel povero umbone massacrato, restaurato è diventato questo. E questo tutto il resto, insomma, oltre alla cintura, c'è il pettine, poi ci Augusto, sono... lo riconosci? È Sì. lui? Augusto ci mette un attimo a rispondere, però sì. Augusto ci ha aiutato moltissimo, fondamentalmente l'ha rifatto lui, a rifare l'umbone della tomba 40. Nel caso. Questo coltello è stato rifatto almeno 3 volte, per dire. Sì. Anche la lancia è stata 2 volte, credo. La lancia mi è costata un incontro ravvicinato con la smerigliatrice angolare. Il pettine andrà rifatto perché abbiamo visto che... Il pettine l'ha fatto Bracco, ma dopo un po' hanno ceduto i denti, esatto. Sì, una bella tomba. Un soggetto molto muscoloso, 30-40 anni. Vedete che la cronologia è un po' avanzata perché siamo al terzo quarto del settimo, quindi insomma non è certo di prima generazione, è un individuo insomma delle generazioni successive. Però molto interessante anche per quella croce che aveva quella sirena, adesso c'era nella diapositiva precedente se non sbaglio, adesso non mi ricordo, comunque è una croce che non ha confronti al momento ed è molto, molto particolare, richiama un po'. Se la ritrovo, eccola, questa qui. Forse non si vede tanto bene, comunque ha una sirena, poi cioè è qualcosa che non si è mai visto. La sirena è quassù, per chi vede il mio cursore. Sì, beh insomma la esporremo. Qua, questa fascia qui. Sì. E questa era la parte che da noi, dal punto di vista dei ricostruttori, questa era interessantissima e credo, conoscendo i nostri follower, che sia, Zelda saluta perché ha dormito fino ad adesso sta per rompere le scatole. E questa parte qui credo sia quella che in assoluto gasa di più i ricostruttori. Sì, queste sono le essenze che sono state individuate sulla base delle analisi fatte sui frammenti organici che erano mineralizzati al metallo. Insomma, solo per dire, appunto, non abbiamo il legno perché i nostri terreni non lo conservano, però da quei piccoli frammenti mineralizzati si possono ricavare moltissime informazioni sulle essenze. Infatti noi nei vari tentativi di ricostruzione abbiamo realizzato l'asta della lancia in frassino, abbiamo il salice l'abbiamo, ma non è stato ancora utilizzato per l'umbone, che in realtà è in pioppo in questo momento, un'alternativa fattibile ma non adatta alla tomba 40. L'ontano ce l'abbiamo pronto, aspettiamo solo di avere la lama per fare il fodero. Ecco, e questo uguale sono delle tracce, cioè delle impronte di tessuti proprio un'enta consulta. Sono 100 punti, non a Grifondoro in questo caso,
ma non so cosa potrebbe essere Adian Verdefoglia, che ha fatto una citazione tolkieniana di alto livello. Però adesso, sempre per rimanere nella fase nerd, Nini, scelgo te. Sì, volevo dirlo. Approfitto che Augusto, che appunto è specializzato soprattutto nelle armature basso medievali e rinascimentali, ci fa sapere che il salice viene ancora utilizzato negli scudi sia da giostra che da guerra del XV secolo. Perché è duro, ma Flessibile e leggero. Flessibile. sì, flessibile, sì. Mhm. Vai, Allora, Nina Ciu. allora, la tomba 40 per noi ha così, un trasporto emotivo fortissimo, perché l'abbiamo studiata per anni. La mia prima ricostruzione credo che sia il 2015, può essere. La prima tunica, sì. Sì, è praticamente 23 elementi di cintura, quindi 23 elementi intorno al bacino dell'inumato. I pezzi che si vedono, sicuramente il pezzo in basso a destra, sono visioni dell'interno dell'elemento di cintura. Cioè all'esterno c'era il lato ageminato, questa parte qui era a contatto con il corpo. Ed è bellissimo, è meraviglioso, perché si vede un tessuto che significa losanga, sono in inglese diamond twill, sono quindi faglia diamante. Chiedo conferma perché io in questo momento sono sul PDF, si vede lo zoom? Sì, ma adesso stai andando Sì, sì, Non si vado vede. troppo giù, ma si vede. Se zoomi in Ecco. basso a destra, ecco perché io conosco particolarmente bene questo lì, si riesce ad intravedere vicino ai rivetti, si intravede, esatto lì e anche più in su si intravedono i diamanti. La cosa particolarmente bella è che se tu inquadri il lato in basso a destra dello stesso pezzo, qui giù, ok, lì, quella lì è tela. Questo vuol dire che lì ci sono due strati di tessuto, uno più esterno e uno più interno, quindi verosimilmente l'inumato aveva addosso una tunica, perché è sotto la cintura e non sopra la cintura, di verosimilmente lana, perché quel tipo di tessitura si presta soprattutto alla lana, non ne siamo sicuri, non credo che abbiamo fatto analisi a riguardo, ma nella statistica tendenzialmente le armature diagonali sono lana, mentre la tela semplice tendenzialmente è lino. È una questione di dinamica e resistenza delle due fibre. La lana, se ha delle linee diciamo in rilievo, si infeltrisce e si irrobustisce. Il lino, se ha delle linee in rilievo, si sfilaccia e si spezza. Di conseguenza, verosimilmente, non ne abbiamo certezza, ma verosimilmente quando abbiamo una diagonale, quindi quella che in italiano si chiama saia o saglia e in inglese si chiama twill, è facile che sia lana per l'alto medioevo. Per il basso medioevo ho scoperto che esiste anche la tela di lana, l'ho scoperto di recente. Nell'angolino in basso a destra invece si vede una finissima, perché credo che siamo sulla ventina di fili per centimetro, quindi è veramente raffinata, tela, verosimilmente di lino. Ci fa capire che c'è una stratificazione nell'abbigliamento, che ha perfettamente senso, perché il lino è sbiancabile, si può lavare in maniera molto più aggressiva, e quindi è normale che si portasse il lino a contatto con la pelle come indumento intimo, mentre la lana, che normalmente nel Medioevo si spazzolava e si faceva prendere aria, ma molto raramente si bagnava in acqua, perché la lana si infetrisce, si infettriva anche nel Medioevo. Quindi per lo stesso motivo per cui noi adesso non laviamo i capi in lana come i cappotti, per esempio, no? I maglioni. Scusate, tirami su, ecco, definizione di tela comparata a panno.
se si parla di nomenclatura basso medievale, il panno è la tela. Non ne sono sicurissima, dovrei chiedere ad Anna che ci guarderà domani, quindi in caso... Sei sicura che non ci sta vedendo? Mi ha scritto che non combinava. Ok. Anna è Anna Tiliani, ed è una grande ricostruttrice trecentesca, anche lei esperta dei tessili. La tela è, diciamo, l'armatura delle lenzuola e delle camicie, quindi è solo pari, dispari, non ha nessuna diagonale in rilievo. Augusto, mi sono spiegata? Bello. Attendiamo la risposta. E di conseguenza, per concludere il discorso, così da calmarmi un attimo, possiamo intuire che ci fosse una camicia intima, verosimilmente di lino, non lo sappiamo con certezza, anche perché si parla di tessuto mineralizzato e il pezzo in sé è lungo poco più di 2 centimetri, stiamo parlando di un francobollo di materiale, e al di sopra invece una tunica di materiale ricco lavorato. La roba con le diagonali è la saia oppure il twill. La roba senza diagonali è la tela oppure il tabby. Vediamo se dirlo in inglese funziona. So che gli hai appena risposto, era per mostrare la domanda. Se no combiniamo io e te il primato. Che mi rendo conto che stiamo andando su un livello di nervaggine piuttosto intenso. E non... ok. Dirlo in inglese ha funzionato, perfetto. Quindi il diagonale, la saglia è twill, Batavia è un tipo. Batavia è twill 2-2, nel senso che ha delle costure che hanno 2 fili per tipo, ma poi invece si vede anche, diciamo, tipicamente gli archeologi non si spingono a definire che tipo di twill sia. Noi ricostruttori e ricostruttrici siamo costretti a decidere che tipo di twill sia se vogliamo fare una prova ricostruttiva. A me, inclinando il pezzo, si intuisce abbastanza bene che ci siano dei diamanti, peraltro conformi con la tomba di Salto di Santo Stefano e con materiale di gallo, e quindi siamo andati, abbiamo scelto quella, abbiamo trovato una stoffa che ha lo stesso numero più o meno di fili e abbiamo proceduto in quella direzione. Da qualche parte nei video di Anno Domini ci sono io che faccio l'intero arco ricostruttivo della tunica della tomba 40, quindi non mi dilungo più di così, ecco. Perché allora chiedo una cosa ad Angela, perché le avevamo promesso un'oretta, no? Dopo un'ora diventa sequestro di persona. Vuoi andare avanti ancora un po' perché ci sono ancora slide o preferisci chiuderla qui? No, come volete, io sono qui, mi sto divertendo, sono una bella chiacchierata, però non dobbiamo vederle tutte, vedete anche un po' in base al vostro interesse, non Ma è... visto che la gente non scappa, perché tolti i 2 o 3 che Ancora. saltuariamente si connettono, io direi che possiamo continuare almeno ancora un po', anche perché poi tu hai messo la tomba 56 che gli iscritti al canale conoscono bene perché c'è un video sul tema e c'è un video sulla casa della morte. Quindi è un argomento, diciamo, Sì. noto ai farosi, ecco. Sì, io ho fatto una scelta così un po'... No, scusami, perché Augusto, no, si vede tutto. Voi dovete sapere una cosa di Augusto. Allora, noi nella Fara siamo gente che lavora, anche in rapporto alla media dei rievocatori e poi dei ricostruttori, che però sono molti meno, quindi la media con i rievocatori vale di più. Noi siamo gente che si suda, si lavora. Vediamo. Augusto ha un livello di scarsità di autoconservazione e di dedizione al lavoro che lo rende quasi un kamikaze. È morbino. Ha una tigna che è difficile stare, per noi è difficile stare 35 gradi agosto, perché lui torna in Furlania più o meno in quella stagione lì di solito,
e dopo tutta la mattina a lavorare, noi facciamo una pausa pranzo un po' lunga, così dedicandoci al luppolo e ad altri sistemi di sostentamento col calore, e lui dopo un quarto d'ora fa, è l'una, andiamo a lavorare, e parte, e accende la forgia da solo. Quindi, no, si vede tutto, dice lui. Non lo so, Augusto, intanto andiamo avanti. Sì, rimarrei da solo, Augusto. No, non so, come volete, io ne ho messe così un po' che ho scelto tra quelle che erano pubblicate, perché una parte insomma son state già pubblicate e sulle altre insomma stiamo ancora facendo delle valutazioni prima di però questa l'ho messa perché appunto ci state anche lavorando, l'avete fatta vedere, poi perché per la casetta della morte che ho messo dopo. Questa è una sepoltura interessante perché aveva un bel corredo, ma anche perché aveva una struttura della tombale che non avevamo mai trovato. Infatti mi ricordo che quando ho visto quei buchi di palo che si vedevano malissimo, cioè, ho esultato perché era la prima volta che si trovava a Cividale. Che sono questi qui, Sono no? questi. Allora, vi assicuro che ce n'è un quarto. Però vedete, a parte le tubature soprastanti, eccetera, forse il lato dove c'è la lavagnetta è un po' nella parte alta, è un po' ritoccato, però la forma sotto è quella reale. E questi buchi sono proprio reali perché all'interno avevano anche carboni, avevano delle tracce organiche. E questa cioè, è una casetta della morte perché questi sono i pali che venivano infissi nelle estremità ed è anche molto profonda rispetto alle altre. E quindi insomma questi elementi più la cronologia, perché non è solo questo, ma anche la cronologia della tomba, che è datata alla fine del VI, che giustifica questa tipologia della casetta della morte. Mi pare di aver messo un esempio, quello tratto. Sì, che poi Bracco ha una domanda riguardo all'esempio, che è Sì, una domanda condivisa nel gruppo. sì. Sì, questo Allora, qua. Allora, quando abbiamo iniziato a fare la Casa della Morte, Fusti ci ha fatto vedere queste immagini qua, e il mio dubbio è venuto, uno, perché ci sono delle canoe lì sotto, e tre, se guardi Sì, sì. l'omino in proporzione lì a destra, Sì, sì, quanto sì. era grande la Casa della Morte, cioè, No, infatti. Allora, noi mettiamo sempre questa perché è l'unica che abbiamo, è questo disegno di una casa della morte, casa mortuaria della Baviera, no? è una Di, casa. di Zeuleben, però è proprio una casa per viverci questa. Però secondo me quella che avete fatto voi è perfetta come dimensioni. Le case della morte che abbiamo trovato nella necropoli della ferrovia, che sono 2, me le vedo proprio così, come quella che avete fatto voi. Questa è sovradimensionata, infatti lo sappiamo che è sovradimensionata e lo diciamo anche, però è l'unico esempio che abbiamo per far capire come fuori dalla terra si vedeva almeno lo spiovente, forse un pezzo di parete e lo spiovente. Ok, ma ho una domanda, quello in fondo, sotto, cosa sono? Perché io le ho chiamate ironicamente canoe, Sono però. sepolture, Ah, sepolture. ok. Sì, sì, sì. Ma questa è enorme, è grandissima. Mm. Sì, sì, no, ma più che altro anche calcolando che non c'era nulla dentro, uno guardava e diceva perché 3 piani di vuoto per mettere soltanto roba da Questa vessillo. è per dare la proporzione, questa è la nostra casa della morte, Esatto. rispetto alla Grubenhaus che è 4 metri scarsi per 3,80, questa è tipo 2 metri per 1,10 m. E Mara è ancora là dentro, la tiriamo fuori probabilmente a metà primavera per vedere come sta. Sì, Possiamo ecco, io stagionare una stagione di fossa. come dimensione la immagino così. La immagino così, forse non lo so se immagino sì, voi avete fatto la parete perché altrimenti lo spiovente diventava troppo grande, andava a occupare troppo Andava a spazio. terra, sì. Sì, sì, me la immagino così.
E questa, e poi c'è un'altra tomba, la 24 e la 56, che avevano le buche di palo, ed è la prima volta che veniva trovata a Cividale, non perché fossero le prime, chissà quante ce ne sono ancora, però non erano mai state visualizzate nello scavo, perché sì, non è molto facile, ecco, vederle. Oggi le vediamo perché le tecniche di scavo di oggi sono più raffinate e un domani saranno ancora più raffinate. Andate pure avanti che io sto litigando con la gestione. Intanto vi faccio vedere una domanda è di Magali. divertente. No, non è l'unico, però sono gli unici 2 esempi che abbiamo trovato a Cividale. Poi si conoscono anche in altri ambiti del nord-est, si conoscono in Piemonte, per esempio, ma anche in Lombardia, cioè ci sono altri esempi. Ecco, questa è l'altra, ecco, se torni indietro per favore, questa è l'altra tomba, è la 24, quindi c'è Ecco qui. la giovane, la 56, che è quella che abbiamo visto prima, e invece questa è la tomba di una donna un po' più matura, di 50-60 anni, che ha queste 4. Ecco, qui vedete che le pareti sono... C'è qualcosa che non va qui, quella Venuto parte lì giù. doveva essere scavata, ma ci sarebbe venuto veramente giù tutto. Oltretutto questa tomba aveva un riempimento incredibile, fatto di conci enormi, ma di ciottoli grandissimi. Infatti c'è una foto, forse prima o dopo, non so. Ecco, vedete, questo era il riempimento. Questi qui. Sì, e quelli erano anche piccoli, ma sotto ce n'erano di enormi. Quello secondo me è il crollo di una copertura che probabilmente stava sopra o teneva La forse copertura le in parti di sassi? legno. O forse dei bordi in sassi, la copertura in sassi? Ma i bordi, però quelli sono molto molto grandi, perché quando cade i bordi, cioè intanto i bordi sono solo sotto generalmente, e se sono anche sopra, però non giustifica tutta quella quantità, perché i bordi sono 2-3 corsi, non sono fino in alto, questa è anche un po' profonda. Quindi lì questo è proprio un riempimento, vedi anche le dimensioni, cioè proprio dimensioni più disparate, tra cui anche conci di grandissime dimensioni, ciottoli proprio... È come se fosse un riempimento, o erano dei blocchi che fermavano la copertura che poi è marcita, è franata, oppure era un riempimento a protezione della sepoltura e sopra c'era la copertura. Poteva essere anche una protezione in modo da proteggerla da eventuali, che ne so, animali che Io magari... ti faccio vedere adesso, tolgo il commento di Magali, ti faccio vedere adesso l'ultima cosa che stiamo facendo in Palude, cioè nel Sì? nostro villaggio ricostruito, che è un capanno per gli attrezzi, un magazzinetto. Vediamo se lo trovo, nel senso, eccolo qua, con uno zoccolo in sassi e poi ci sarà tutto l'alzato in legno, appunto. E questa è la proporzione della base che noi abbiamo scelto per poter poi fare un muretto più sottile sopra, elegante in terra. Questo qui, per dirti, questo che indico nell'angolo, è largo circa 50 centimetri. Così, solo per proporzioni, Sì, sì. Però vedi, è un corso solo. Mm-hmm. Ecco, Sì. non ne puoi fare 2. Sì, 3. aggiungeremo qualcosa di piccolo nel nostro caso, no? Che Mm. venga Ne puoi fare 2, supportato. al limite 3 se tu appoggi contro la parete, ma non ne puoi fare di più perché crolla tutto, a meno che, Mm-hmm. come è stato trovato anche in una di queste tombe, non ci fossero delle assi lignee che diciamo tenevano la terra Facevano... Che vadano a contrasto. ecco, esatto, e in mezzo magari questi ciottoli e magari quelli più grandi sugli angoli. Sembra un lavoro molto complesso per tenere sotto un morto. Che tanto sta fermo, dici? Sì, no, dai, almeno metti i sassi così non si muove, no?
Oh, però questa me la ricordo, adesso che vedo i reperti, e non sì. me la ricordo per quella meravigliosa spilla che sono anni che io voglio rifare. Quella lì è bella, un bel così cabochon, diciamo, Molto bello. diversa dal solito, no? Diversa, sì. Quella lì sostituisce, ecco questa, siamo alla fine del sesto e vedete che non ci sono le fibulesse, però c'è quel gioiello molto, molto particolare. Siamo comunque, insomma, in una prima generazione, anche se non è, diciamo, negli anni di arrivo proprio. Però questa è anche una donna insomma, molto, molto matura per l'epoca. E comunque è una spilla che ha dei confronti con a Caravaggio, mi pare che sia stata trovata una simile, e quindi insomma ci sono dei confronti, ecco, di queste gioiellerie. Questo chiedo a te, perché io non ne ho Alba, anche se forse ho l'Excel che mi avevi mandato, ma non saprei ritrovarlo adesso Sì. in diretta. Che pietra è nel gioiello? È un granato. Sei soddisfatto, Augusto? Che vedi sempre il dito. Però aspetta, è un granato quello centrale, le altre? E le altre sono passavitrea, le altre due. Ok. E poi sì, anche quelle vuote si presuppone che anche quelle fossero pasta vitrea. Sì, penso di sì. Ok. Okay. Sì, non credo che ci stia seguendo Ivan, che è il nostro fan più accanito dalla Svezia, ma nel caso Ivan ci stesse seguendo, là c'è Zelda, Ivan. Vedi? C'è, puoi stare tranquillo. Ok. Vado avanti. Questa è bellissima. No, questa tomba è bellissima, secondo me dobbiamo mettercela via o qualcuna delle nostre fanciulle cambia tomba o troviamo un'altra che si faccia la tomba 24. Perché tanto per mettere sotto gente siamo sempre pronti. Esatto. È da un po' che ricevo pressione al riguardo. Ma poi 50-60 anni possiamo tirare vicino una mamma, una zia, cioè voglio dire... Perché io sono affezionata alla mia, che tra l'altro non è ancora finita. Appunto, tiriamo vicino una mamma, una zia. Dai. Oh, Diane, non penso tu sia nell'età. Però se aspetti un 30 anni forse ci arrivi. Augusto ci dice che non ha idea di cosa sia un granato, lui batte il ferro finché è caldo, e a tempo perso anche l'oro, questa è una citazione di nicchia. Fa la zia, Diane fa la zia, va bene, viene a fare la zia. Sì, questa l'ho messa perché è una tipologia di sepoltura molto profonda, larga, questo è un bambino, molto larga rispetto ad altre che abbiamo visto, e non ha i ciottoli di contorno, vedete che non c'è niente, ecco, è molto, molto, molto pulita, sia nelle... Proprio la ghiaia di Cividale. Cioè. Sì, non c'è nessun concio messo sotto a fare il contorno, proprio niente. E questo bambino, che non sappiamo se è maschio o femmina, perché non ce lo dice lo scheletro, cioè non ci dà delle informazioni sufficienti, neanche il corredo è abbastanza definito, però abbiamo dei contenitori in ceramica e in vetro. Io volevo giusto chiederti su questo contenitore. Sembra a me, anche se manca la linea centrale, anche se sembra più chiaro, è molto affine a quello di Gisulfo. Sì, è molto affine, però manca quella linea, no? Quella bordura questa qui nella pancia. Sì. corre nel mezzo. Quella di Gisulfo è successiva, è un po' successiva. Sì, beh, per il corredo mi pare che parli di VII secolo, no? Con lo scudo da parata. Sì. Vediamo se trovo una foto. Così con i potenti mezzi di Google, che se scrivi bottiglia Gisulfo delle cose ti mostra. Adesso ringraziamo la SFA perché la foto è la sua, e adesso facciamo vedere la differenza fra le due. È un po' più sottile di collo e poi ha quella ripiegatura, però siamo insomma oltre la metà del settimo, ecco. Però appunto la tipologia sembra molto, cioè sembra una l'evoluzione dell'altra, ecco.
Sì, sì. no? Qui la vediamo appunto nell'angolo, Ah, è la pagina della Società Friulana di Archeologia dedicata al Museo di Cividale. mhm. Vabbè, in Sembra questa si molto sono simile. impegnati di più, insomma, dai. Ci hanno fatto, no? Risvoltino, Hanno però. detto diamo un tono all'ambiente e via. Sì, 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 sì. Insomma, era anche per un signore un po' più... Sì, più altolocato e che forse aveva avuto più tempo per fare cose e diventare importante. Mica un bambino che non sapevano neanche chi fosse. Esatto. Voglio dire, questi bambini, ecco, Sì. sopravvalutati. Allora, torno Poi alla... l'ultima immagine, ecco, ho messo questa tomba perché c'è il vetro e anche una coppetta, un'olletta in ceramica comune a stralucido. Ecco, allora, è interessante questa ceramica perché, per esempio, in contesti d'uso non la troviamo mai, se non un frammento o due, ma come vedete sotto, perché quello che vedete sotto è come è stato trovato questo vasetto, poi quello è restaurato. E quindi è chiaro che cioè, se noi lo troviamo, in certi casi neanche la riconosciamo, ecco, perché non ha le stampigliature dappertutto. Ma è molto strano che non siano diffuse in contesti abitativi. Molto, molto strano. Questo ancora non abbiamo abbastanza dati per spiegarcelo. Poi magari adesso ti lasciamo tranquilla, magari ti disturberemo di nuovo un domani fra 6 mesi, magari in autunno, così, se ti venisse voglia di venirci a parlare delle questioni abitative a Cividale, perché sono una cosa molto poco nota, ma ovviamente quello che puoi dire senza, senza contravvenire al segreto della pubblicazione. Vabbè, No. insomma, non ci sono molti segreti, più che altro pochi dati, però quello che c'è mi confronto volentieri. E questo l'ho messa perché sono delle tombe in muratura che sono interessanti perché sono tutte a fossa, come avete visto. Queste sono particolari, hanno Scusate, ma come direbbe bel tono. Bracco, che adesso così lo metto qui al posto mio, così lo vedono tutti, c'è Magali che parla per Zaccai. È un bel Beutelbecker, no? C'ha il Il bicchierino, ok, becco, l'ho capito. Scusatemi, prego, le scusami penne, le Angela. piume, quella roba lì. No, e questo è interessante perché ci dice che sono un po' successive rispetto a quelle in fossa, perché vedete quella parte, l'ultima parte lì, ecco questa, qui c'è una tomba a fossa che sembra precedente, di cui vediamo le gambe di questo individuo, che è stata tagliata per fare la tomba in muratura. Vedete, c'è proprio un taglio e hanno fatto la tomba in muratura, però l'individuo con le gambette non è stato spazzato via, è stato ammucchiato e messo a lato. Vedete a lato delle È gambe? tutto qui. Sì. Quindi sono rimaste le sue gambe. Il resto è stato ammucchiato come meglio si poteva e messo a lato. Allora, questo cosa ci fa pensare? Innanzitutto che c'è un rispetto di questa tomba più antica, perché vedete che anche quella in muratura prosegue in quel profilo, quindi non è completamente diversa, segue la linea. E poi il signore, l'abitante principale, preesistente, non viene scarafazzato via, diciamo, ma viene pietosamente rideposto. Quindi chi è che si mette lì? Si mette qualcuno che era parente, voleva stargli particolarmente vicino e sicuramente Facendo trova un sede. paragone con i tempi moderni, che sono ovviamente molto rischiosi, ma giusto per Sì, una questione così, è come quando c'hai la tomba dei nonni sì, esatto. e sopra quella dei bisnonni, cioè, Sì, sì. nell'angolino del cimitero che della famiglia. Cosa Esatto. tuttora in uso in quelli Cercivento, patria del presidente. Salve. Sì, c'è mio prozio, mia bisnonna. Ecco, sì. Bello, molto Era una bello. citazione familiare, ecco. Molto bello. Adesso stiamo studiando, così ve lo dico in anteprima, alcune situazioni molto strane, cioè ci sono delle sepolture che hanno, per esempio i crani, che sembrano rideposti
Come facciamo a dirlo? Perché abbiamo uno scheletro più o meno in connessione o un po', diciamo, magari non del tutto in connessione, ma circa, però magari il cranio è messo male, quindi sembra che sia stato preso e poi rimesso, però magari rimesso dalla parte contraria. E questo è molto interessante perché ci fa pensare a una riapertura delle tombe per fare qualcosa, probabilmente qualcosa con le ossa e poi una rideposizione. Allora ho saputo da poco tempo che per esempio in Valresia l'uso di riaprire le tombe è ancora fino agli anni 70 era ancora praticato, quindi si aprivano le tombe, si toglieva il cranio, si lavava degli antenati, si lavava, si metteva in un panno e si rideponeva. E questa è una cosa molto, molto interessante perché non ne conosciamo i contorni, però la riapertura delle tombe per pratiche rituali sembra, insomma, cioè ha una concretezza, ecco. Ah, interessante perché appunto tutta questa dimensione della quotidianità della morte a noi manca Sì. completamente per l'Alto Medioevo, no? Mh-mh. Avendo Sì. fonti scritte. Ok, perché ho evidenziato questo messaggio di Magali e mentre tu Sì. continuavi a parlare le ho chiesto se facesse riferimento al bicchiere o alle tombe e lei parlava appunto del bicchiere. Sì. Okay. Sì. Scusa Magali, sai che per non interrompere la conversazione ogni tanto chiedo indifferita. E qui appunto abbiamo le antropologhe. L'epilogo che poi non è un epilogo perché appunto non abbiamo ancora valorizzato del tutto, però anche se non siamo usciti con una mostra, una pubblicazione, in realtà sulla ferrovia ci continuiamo sempre a lavorare facendo qualcosa, quindi analisi o anche sistemazione, inventario, anche per preparare alla nuova esposizione, perché sapete che tutto quello che va esposto deve essere inventariato, anche i depositi, ma soprattutto quello che viene esposto. E quindi è un lavoro che continua anche quando le necropoli sono studiate, poi si riprendono per approfondimenti o anche per confronti con altre situazioni. Quindi è un lavoro che non finisce mai in pratica, per fortuna. Per fortuna perché ci permette sempre di aggiungere qualcosa di nuovo. Non vediamo l'ora di vedere cioè, noi, ma tu di più, la ferrovia esposta, no? Sì, io non vedo l'ora di poter mettere mano al secondo piano dell'allestimento perché è un allestimento bellissimo. Non so chi di voi è stato al museo, è un allestimento degli anni 90 ed è veramente bello, anche se è di 30 anni, poi ha degli inserimenti degli anni 2000. Però si potrebbe fare ancora meglio per raccontare proprio l'evoluzione dei Longobardi, no? Un po' ne abbiamo parlato stasera, da come arrivano a come si trasformano e poi l'arrivo dell'età carolingia e quindi il non poter più riconoscere la loro identità nelle sepolture. Ecco, questo è un percorso che mi piacerebbe tracciare, che adesso anche c'è. Ah, grazie. Ma da Bologna uno della Civitas, Augusto? Perché adesso Augusto è pieno di contatti nel mondo, ma delle amicizie che si incrociano con le nostre amicizie rievocative. E in particolare alcuni mesi fa ci siamo trovati proprio a Cividale, in quel di San Francesco, a bere una pinta con un membro della stessa associazione che citava prima Nini, quindi perché sì, è Simone, esatto. Ottimi, grandissimi ricostruttori per il XIV secolo, assolutamente. Quindi è un complimento basato sui fatti, non sulle Sì, pugnette, come io diceva. dico grazie, ma non perché l'ho fatto io quello, ma perché grazie da parte del museo, perché è appunto, ripeto, un museo il cui allestimento ha 30 anni, ma è molto molto attuale, molto chiaro.
Funziona molto molto bene, sì. Funziona bene. Si può fare meglio senza snaturarlo, però arricchendolo con i dati nuovi che abbiamo, perché appunto nessuno pretende di arrivare lì e rifare una cosa nuova che non tenga conto delle cose buone che abbiamo, ecco. No, ma infatti sono d'accordissimo. E quindi adesso, anche se adesso ormai è tardi, siamo un po' meno di quando siamo partiti, ma tanto poi la gente guarda in differita, vi ricordo che domenica noi siamo al museo dalle 2 del pomeriggio. Fate una telefonata se volete venire solo per questione logistica. E la visita non costa niente, l'ingresso è il biglietto standard. E poi ci sentiamo nei prossimi mesi perché torneremo più volte finalmente al museo. Le cose cominciano post-Covid a tornare con la gente, a esserci movimento, quindi seguite il museo, seguite la Fara per vedere quando magari ci trovate assieme nello stesso posto. Ecco, io lo dico qui per quelli che ci guarderanno in differita. Bene. Ti aspettiamo. Sì, 3 turni di visita, 14:30, no, 14, 15:30, 17, no? Ma sì, Magalì sappiamo che siamo lontani, vivi a Roma, voglio dire, per noi oltre Tagliamento è lontano, sappiamo questa cosa, non ti preoccupare. Ti aspettiamo Magalì un'altra volta, ti aspettiamo. Mamma Augusto, e saluti a tutti quelli che ci stanno seguendo. Diane, non fare, si dice lo sbleccutti in friulano, quella cosa lì, la faccia all'ingiù. Quando vieni su, che devi venire su, facciamo tutto il tour, ti portiamo dappertutto. Tanto il museo non si muove, è lì, e quindi... Cioè. Esatto, e anche Rosy che invece è più vicina, quando c'è occasione ci incrociamo. Tanto adesso vi aggiorniamo più spesso. Allora adesso, visto che appunto abbiamo sequestrato Angela per 1 ora e 40, la lasciamo andare. Vi salutiamo. La lascio salutare, scusa che ti ho parlato sopra. No, niente, sono io che vi ringrazio, è stato molto, molto bello, molto rilassante chiacchierare con voi e mi fa piacere che ci siano delle persone che hanno interesse a stare 1 ora e 40 il mercoledì sera a parlare di archeologia e quindi davvero grazie. C'è un po' di parte, però ecco. Sì, grazie. Qui ad esempio non abbiamo rapporti familiari. No, volevo ringraziarvi perché siete sempre molto presenti e siete sempre, proponete sempre cose di qualità nei vostri video. Prima o poi vorrei venire a Cividale, bene? Sì, beh, Fabio ci segue tantissimo, e invece c'è chi invece è un fedelissimo da lungo data ed è locale, però insomma abbiamo dei contatti che si sperticano in lodi per il museo e speriamo che abbiano occasione di venire a esperirlo. Sì, senz'altro. Bene, allora grazie davvero a tutti voi e con la Fara ci vediamo presto. E intanto a chi ci segue, stasera rimane sul canale, domenica magari faremo qualche foto, vediamo se facciamo uno short giusto per farvi vedere qualcosina. Sì. E continuate a seguirci perché poi vi aggiorneremo sulle varie attività fatte con il museo. Mandi! Ciao a tutti! Ciao! Ciao!